Eccole qua. Guardate che fighe le tazze. Vi piacciono? Let's do something deep. Hey man, you alright? Yeah. Sto per iniziare una chiamata super interessante perché devo parlare alla seconda ragioneria di una scuola italiana. Quindi ora mi collegherò su Skype, non so quanto potrò mettere perché comunque è tutto in inglese. Ora ci colleghiamo e vediamo un po'. Mi senti bene? Sì, sì, vi sento. Salve! Ci prendi? Buongiorno! Saluto anche io allora. Ciao! Ciao, grazie raga. Camera. La vlog a camera. Ciao, grazie, buona giornata. No, allora sul discorso dei insomma dei fatti piccoli, allora, non abbiamo a disposizione quelli più piccoli, però quindi questa è quella anche perché dopo le vacanze, dopo New York, dopo il Messico, dopo Dover, dopo tutti i vlog, siamo tornati finalmente in ufficio. Fra poco un meeting per Edis Media. Tra l'altro raga, non so se avete notato, ma nel frattempo che eravamo via hanno distrutto e cambiato tutto l'ufficio, è diventato nuovo, è cambiato parecchio. Questa è la sala principale. No, I won't forget. Sono qua con Felice di Siniscola, Siniscola dalla Sardegna. Non ho avuto modo di presentarvelo, però spero di parlarvi presto cosa fai, di cosa stiamo facendo con Edis Media, o meglio di cosa faremmo. Mi ha detto che segui il vlog, giusto? Sì, sì, certamente. Quindi ti ho trovato grazie a questo. Però spero di portarvi presto da Felice e vi spiego il perché. Grazie mille. Ciao, buon lavoro. Ciao, grazie, buon lavoro. Una delle novità è che serve la carta come in albergo per entrare in ufficio e io puntualmente me la dimentico. E devo bussare per farmi aprire. Sorry mate. Allora raga, giovedì sera noterete che in ufficio palleggia. Vabbè, Simone sta palleggiando, però noterete che in ufficio c'è un posto vuoto. Perché Francesco torna nel lavoro simile al lavoro che faceva prima e con Traslo ci stiamo appunto riorganizzando un attimo e quindi abbiamo un posto libero qua. E stanotte, siccome naturalmente la Traslo è una famiglia e anche se si va via è comunque un percorso, è stato comunque un percorso di crescita per tutti, quindi stasera facciamo il living party. Anche se ha finito la settimana scorsa, viene, prendiamo le pizze, prendiamo un po' da bere e festeggiamo. Ora andiamo a prendere da bere. Nel frattempo qua fuori si può sapere cosa state facendo? Numeri. Allora raga, la situazione sta degenerando perché stiamo andando all'Emirates, che è qua vicino all'ufficio, a giocare a calcio. No, I won't forget. I'll just start slow. Raga, non ditelo in giro che abbiamo tutti più di 30 anni, a parte Luca, che però è il più serio. Talk slow. Yeah, I know you're mine. So I'll No, malattia raga. just talk slow. Arrivate le pizze. Fra, ho detto nel vlog che ci hai abbandonato, Ho detto che abbiamo litigato, che ci siamo presi a pugni. Non abbiamo più. Non ci parliamo più, quindi dopo ti devo intervistare. Anche no. Eh sì raga, è venerdì sera e tutti escono a mangiare, tutti partono perché come vi ho detto c'è il bank holiday, quindi tutti partono per il weekend lungo. Sto andando a Soho, che è uno dei quartieri più movimentati di Londra, soprattutto il weekend e la sera, dove gli inglesi escono maggiormente. Sto andando a mangiare con un po' di amici, credo che siano già lì come al solito, sono in ritardo. Ragazzi, ho beccato un beatboxer sardo che si chiama Francesco Porcedda. Ed è veramente bravo, è stato alla Rai eccetera. Sentitelo un po'. Let's do something deep. Hey man, you alright? Yeah. It's me, Mario.
Mr. Bombastic, we want some bombastic, romantic, fantastic lover. Mr. Lover, lover, the lover. Mr. Lover, lover, the lover, girl. Mr. Lover, lover, the lover. Mr. Lover, lover. She called me Mr. Bump. Everybody does now. Wiki up, jungle is massive. Wiki up, jungle is massive. Wiki up. Raga, seguitelo, si chiama Mr. Fox, lo trovate su Instagram, su Facebook, è molto forte, questo è il suo lavoro, mi faceva piacere farvelo conoscere perché non sono mai riuscito a beccarlo. Magari organizziamo un'intervista. Mr. Fox, lo so che stai guardando il vlog, magari organizziamo un'intervista presto. È un lavoro un po' alternativo e sicuramente interessante per gli italiani. Questo è il giardino di So, raga, molto figo. E vengono tutti qua a bere, vengono tutti qua a festeggiare, soprattutto durante il weekend, ma soprattutto a bere. No, I won't forget. Buongiorno raga, buongiorno, è lunedì e non so se ve l'ho detto, ma ho preso finalmente lo scooter. Ormai sto girando troppo per Londra e non avevo più voglia di andare in metro eccetera, quindi mi serve assolutamente lo scooter. L'unico problema sarà il tempo, ero abituato ad andare col freddo, con la neve, quindi mi abituerò di nuovo. La voce raga è così perché ho avuto un po' di febbre questi giorni eccetera. Andiamo in ufficio. Eccoci qua raga, eccoci qua, siamo tornati in ufficio e devo anche abituarmi a pulirla. Finalmente ci siamo buttati a capofitto al lavoro e ci sono un sacco di cose di cui vi devo aggiornare. Venerdì prossimo devo ripartire a Milano per Edit Media, probabilmente vado al volo anche in Sardegna e poi tante altre cose di cui parlarvi, tante cose che stanno cambiando con Traslo, che stanno cambiando con Edit Media. Ma non avete idea raga di quanto sono contento. Prima l'unica cosa che odiavo era il commute, ossia il viaggio da casa all'ufficio, perché mi sembrava una perdita di tempo allucinante in metro. Ora sono sempre super contento perché da quando ho preso lo scooter non vedo l'ora sia di partire la mattina che di rientrare la sera, giusto per il viaggio, perché mi metto le mie cuffie e attraverso tutta la città e non avete idea di quanto mi viene un sorriso incredibile. Anzi raga, prima di andare via, guardate qua cosa è arrivato in ufficio a Traslo. Guardate qua. Non lo so, non si vede, ma eccole qua. Guardate che fighe le tazze. Vi piacciono? Guardate che fighe. Qualcuno li ho mandati ai vincitori, li ho appena mandati ai vincitori del contest. Qualcun'altra la invierò in giro. Cercherò di mandarle a più gente possibile, ma come immaginate costicchiano un po' anche farle eccetera, quindi farò del mio meglio. I know I won't forget you, so I'll just talk.